Buonasera, buonasera a tutti, buonasera, 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 buonasera a tutti. Ecco qui, buonanotte anzi, non è buonasera, buonanotte, buonasera, mi piace dirlo. Buonanotte, buonanotte. Bene, buonanotte, buonanotte a tutti. E tra poco questo video non dovete perderlo per nessun motivo al mondo perché è imperdibile, è imperdibile. Guardate, guardate, è imperdibile. Innanzitutto cominciamo questo video conducendo, cantando, ma prima voglio fare un saluto meraviglioso, straordinario, fantastico ad una grande artista olandese, italiana, colombiana, hollywoodiana, che è veramente straordinaria, fantastica, meravigliosa. Digitatela su Facebook, è straordinaria, è meravigliosa. Produttori, registi, sceneggiatori, digitate questo nome. È una sexy, una bomba sexy, intelligenza, bravura e simpatia vanno di pari passo con lei. Signore e signori, ragazzi and gentlemen, sto per presentarla, Madame Messier, è con noi la bomba sexy più amata da tutto il mondo. Produttori, ascoltate questo nome, è nata una stella. Signore e signori, lei si chiama Maribel Rodriguez Paz. Ecco questo nome, produttori, segnatevelo perché vi darà il massimo. Lei è attrice, conduttrice, tutto, una showgirl a tutto top, bellissima, Tinto Brasso, tutti i registi, sia erotici che normali, che tutti, presentatevela perché Cristina Comincini, tutti i registi, tutti da Obstack, da Felsen Obstack, da Felsen Obstack, da Felsen Obstack, da Felsen Obstack, Felsen, perché ti sei scelto sto nome? Oh mamma mia. Felsen, io vorrei parlare con la mamma di Felsen Obstack. Ma perché mi ha rovinato sto figlione? Perché mi hai dato questo nome, Felsen, e poi che mica hai detto Felsen Rossi? No, gli hai dato Felsen Scusate, io non posso dire il cognome perché uccido un cameraman, cioè ho preso un cameraman, gli ho sputato in un occhio, ecco che vedo un po' appannato lo schermo, tanto che pulisco, un attimo che pulisco lo schermo, se si ferma l'immagine non è colpa mia, un attimo che pulisco perché ho ucciso un cameraman con uno sputo, quindi un attimo che pulisco. Allora, stavo dicendo, anzitutto di Felsen, no, scusate, oh mamma, ho ucciso un macchinista, un fonico, l'ho preso tutti due in un colpo solo, con uno sputo. Pum, oddio, ho preso un produttore. Mi licenziano adesso. Come hanno detto, facciamo finta di niente, forse non se ne è accorto. Facciamo finta di niente, ho sputato ad un produttore, cioè, ragazzi, ma non ditelo. Cioè, posso sputare ad un cameraman che non conta un cazzo, scusate cameraman. No, un produttore non lo posso sputare, non se ne è accorto perché sta dormendo. Capito? Quindi, meno male. Produttore, vado nei nuovi mostri, ciao, vado nei nuovi mostri. Vado nei nuovi, non vado retro che c'entra, iniziamo a fare esorcista, no? Vado nei nuovi non vado retro, faccio il scherzettarlo, come si fa Barbara addosso. Se io ballassi così per tutti i 15 minuti di programma, la gente cambia canale, quindi devo parlare normale. Diciamo, sì, la normalità non esiste, ma se parlo normale, è strano, se parlo normale così, giusto? Io la mia voce è molto. Un show di Bologna, ma non c'è che show di Bologna, sciovendo, ma stavo dicendo che sputate un cameraman, va bene, quando sputate un cameraman va bene, non è che non siamo razzisti, però se sputano un produttore, io non mi licenzia, non se ne accorge, mi è andata bene ragazzi, mi è andata bene, sembro Paola Saluzzi, guardate, sembro Paola Saluzzi, bellissima, sembro Paola Saluzzi. Bene, volevo salutare Paola Saluzzi, un bacio, lunedì riconduce di nuovo Buongiorno Cielo, è bravissima, bellissima,
simpaticissima, simpaticissima, la rossa della televisione italiana, Paola Saluzzi. Paola, ti mando un bacio. Paola. Ebbene, stavo dicendo, dopo Paola Saluzzi, ma prima, questa grande star, Maribel Rodriguez Perez, una presentazione hollywoodiana ho fatto. Veramente la nuova star di Hollywood, la nuova Julia Roberts, la nuova Sharon Stone, la nuova Belen, la nuova Shakira, la nuova Madonna, signore e signori, la nuova Jennifer Lopez, sì, la nuova Jennifer Lopez. E con noi Maribel Rodriguez Perez. Segnatevi questo nome, prendete carta e penna, segnatevi, digitatelo su Facebook. Mi raccomando, Maribel Rodriguez Perez. E poi ancora un saluto a Silvia Serano, un bacio Maribel, un bacione infinito, sei fantastica, sei meravigliosa, sei straordinaria, sei fantastica, sei la donna più bella del mondo e io sono l'uomo più bello del mondo, sì, tu sei la donna più bella del mondo e io sono l'uomo più bello del mondo, più sexy, più sensuale, guardate un po', guardate che bei capelli, guardate le sopracciglia, me ne devo un po' fare, scusate questa crema a trucco così me la levo, questa è per farmi più bello, mi restyling e poi quando me la tolgo la differenza divento pazzesca. Oh pazzesca, seguo nel capello, sto andando a letto e ho la crema e meno male che sono anche vestito, mi potevo stare anche il pigiama, mi è andata bene, c'ho solo la crema, quindi pensate, a volte c'è la maschera, noi donne lo sappiamo, insomma, sia donne nate che donne diventate, sia donne gay, ci siamo capiti. A volte sì, ho tutta la maschera perché di viso fa un video, cioè ti immagini. Invece no, ho messo solo un buon fronte, un po' di guanciotte. Ragazzi, su. Pensa a quelle signore, pensa a quelle mogli signore che vanno a letto con il marito legge il giornale e la moglie gli dice come mi trovi? Pure se gira il marito ci trovano la moglie con la maschera e tutta in camicia la notte al marito gli prende un colpo e gli dice ma vanno all'ospedale, ma cara che ti è successo? E lui si risveglia il marito dice oh, cara, quanto sei brutta, mamma mia, come che mi è successo? Che ti è successo a te? Sei un cesso con sta maschera, levati la maschera che sei più cesso. Cioè, voglio dire, allora che devono tenere quei mariti che trovano le mogli, voglio dire, poi dicono che le tradiscono, ma ci mettono quelle maschere tutte. Mogli, datevi una mossa, fatevi belle e sexy, ma la maschera ve la dovete mettere quando non c'è lui, dovete stare senza maschera, se no, voglio dire, è chiaro che gli uomini vanno con le trans, viva gli uomini che vanno con le trans, donne, tenetevi le maschere, sì, viva gli uomini che vanno con le trans, un bacio a tutti gli uomini che vanno con le trans, veramente, che sono straordinari, perché fanno guadagnare tanti soldi. E Anna Trans ci campa la vita con i soldi del cliente, o no? Che dici? Vogliamo fare bene? Stanno arrivando un sacco di mail su questo argomento, tra poco tratteremo anche appunto questo argomento molto importante, quindi attenzione, io cercherò di parlare in maniera scandita, quindi in modo tale che voi capiate tutto parola per parola, ma se parlo che le persone, se parlo che le persone, cosa mi dice mai, ti piace dopo Gigio, cosa mi dice mai? Ed ora dopo i saluti, bene, adesso cominciamo subito a presentare una nuova grande ospite che è venuta a trovarci, ma mi fanno un segno dalla regia che non è pronta, è nel camerino, si sta preparando e quindi non possiamo intervistare adesso, passiamo ad un altro argomento, magari parliamo di cronaca, vediamo cosa è successo nei tribunali italiani, vediamo se riusciamo appunto a capire gli ultimi sviluppi degli ultimi fatti di cronaca, tipo mi posso collegare con Remo Froci? Scusate, mi vedo un attimo prima di passare al fatto di cronaca, vedo come sto vedendo che il mio regista, Paolino Riccadonna, no, ancora Max Papi? Sì,
mi sta facendo, siccome mi hanno allampanato tutto, insomma le luci, come fanno con Barbara D'Urso, vedo questo primo piano, questo viso della Madonna, fantastico, meraviglioso, straordinario, io veramente guarda, che bello, sorriso, occhioni, mi piacciono, voglio dire, come sto? Sempre un coglione così, così come sto? Sempre un coglione, belli. Sergio Muniz. Ragazzi, se mi volete dare consigli così come potrei stare meglio, mandate anche, visualizzate, fate commenti, commentate i video, mi raccomando, io voglio veramente che voi commentate tutto, io voglio, cioè, ok ragazzi, mi raccomando, visualizzate, segnatevi tutto quello che dico, così se volete rispondermi o commentare vicino al video, fatelo, mi raccomando, non vi vergognate, non siete timidi, non siate timidi, non siate timidi, non siate timidi, come cosa mi dite mai, non siate timidi, bene, mi raccomando, Facebook, Twitter, potete interagire come volete, visualizzate, visualizzate, abbiamo bisogno di voi, capito? Se no mi licenziano, mi mandano a casa. Ah, volevo salutare perché non l'ho fatto ancora, Nando Mascariello, Nando, lo so che mi senti, sei a casa o sei in ufficio, ehi tu, Nando Mascariello. Lo so che fai finta di che non hai visto niente, non hai visto il video, tu mi stai guardando, Nando, ti aspetto qui in studio, ti faccio una di quelle belle interviste a cuore a cuore, attenzione, e la voglio fare anche a Michelangelo Tommaso, il Filippo di Boscalzone, molto carino, molto carino. Beh ragazzi, gli mando un bacio, gli mando veramente un grande bacio, è straordinario. Voglio fare una posa sexy, molto originale. Facciamo finta di essere nel confessionale del Grande Fratello, dove mi stanno vedendo in 4-5 milioni. Cosa dite post nel confessionale? Direi no, quella mi ha rotto i coglioni, quella mi ha rotto le palle, no, vabbè, lasciamo perdere il Grande Fratello, siamo su YouTube, quindi ringrazio tutto il pubblico non del Grande Fratello, ma di YouTube. Però chissà guarda il Grande Fratello, no? E i provini per il Grande Fratello 13, quando li faranno? Secondo me li faranno quest'estate, così ad ottobre inizia. Speriamo bene perché la edizione che è finita quest'anno è andata male. Quindi speriamo che Silvio trovi dei concorrenti adatti per fare in modo che nella prossima stagione il Grande Fratello abbia degli ascolti più alti. Ci riuscirà per Silvio Berlusconi, vicepresidente Premier, senti, ci riuscirà? Voi che dite? Dite la vostra anche su questo, ok ragazzi, mi raccomando, perché io vi adoro, vi dando un bacio a tutto il pubblico della notte, a tutto il pubblico della notte, siete fantastici, siete meravigliosi, mando un voto, mi riempi di baci, siete fantastici, eccezionali veramente, sto parlando veramente perché è una grande emozione, scusate ma mi si è rotto il microfono che avevo qui, me lo stavano aggiustando, quindi mi sono preso questa specie di gelato e quindi diciamo come sto con gli occhiali? Sto bene? Sto bene, vediamo. Mm. Insomma sì, dai, una idea, però senza occhiali sto bene, ovviamente, senza occhiali sto meglio. Questa è crema, poi la tolgo, non vi preoccupate. Un saluto a Maribel, Rodriguez Perez, un saluto a Maribel, un saluto a Maribel, un saluto a Gilda Fletcher, dal Pentagono, un saluto a Gilda Fletcher, un saluto a Noemi Blonde, un salutissimo a Noemi Blonde, Noemi, Nando Mascariello, Silvia Serano e poi ancora, tantissimi veramente, grazie a tutti quelli che mi seguono, che mi visualizzano i video, grazie al mio pubblico, grazie al pubblico studio, grazie a questa meravigliosa orchestra diretta da Peppe Vessicchio, 45 elementi, me la divido con Maria De Filippi, Emma Marrone, Alessandra Moroso, grandi, veramente straordinari, grazie, mi hanno aggiustato il microfono, un attimino che mi hanno aggiustato il microfono, me l'hanno aggiustato i tecnici, ma siete veramente in gamba. E
adesso mi siedo perché sono stanca, mi accomodo qui la mente, quindi vi dicevo, mamma mia quanto sono belli però, quanto sono bello, quanto sono bello.